non si cambia niente, non si toglie niente, non si aggiunge niente. Diciamo che ho iniziato a sperimentare quindi con le diapositive sul Polaroid, facendo sicuramente il verso al Bauhaus, cioè io sono rimasto affascinato dal Bauhaus, da Noghi, sono rimasto affascinato da tutti gli artisti del Bauhaus, adesso mi sfuggono un po' di nomi che sono per confusione. Comunque tutto il Bauhaus Florence Henry, Fenninger, Bruce Fenninger, tantissimi mi hanno dato qualcosa. Pensate al nudo che scende alla città che sale di Boccioni, diciamo che comunque soffrono tantissimo una crisi esistenziale dovuta al fatto che i magazine, cioè i media, utilizzano la fotografia sempre in maniera più industriale, sempre con più scarsa qualità, quindi non vanno dai cosiddetti grandi autori, dalle cosiddette grandi agenzie, perché comunque hanno un costo e preferiscono magari recepire le immagini via internet in banche dati, dove le immagini costano €1 e quindi io ho fatto una copertina per il Corriere dell'inserto del viaggio del Corriere della Sera e mi arrivò la commissione di fatturare €20, tanto per dire i prezzi dei giornali a che livelli siamo, quindi è un mercato morto. E oggi diciamo che funziona, sì, adesso finisco di parlare dopo andiamo la chiavetta te l'ho data, avete delle immagini voi da vedere vostre o andiamo a vedere? Allora, lasciamo guardare così, però finisco di parlare così. Allora diciamo che praticamente faccio scorrere io o le fai no, faccio scorrere te, ok, sì. Intanto io li guardo sul video, no? Diciamo che quindi oggi forse la faccia più importante della fotografia non è essere come Berenco Gardini, che tutti gli anni che a Luca e poi ogni anno gli regalano una Leica, cazzo. ho appena salutato 5 minuti fa. Non è essere come Berenco Gardini, ma perché comunque è una fotografia che è epocale, ma forse oggi non ti fa più mangiare, no? Perché se uno lo guarda anche da un punto di vista professionale, ma probabilmente oggi diciamo il terminale più importante per chi fa fotografia sono le gallerie d'arte, no? Le gallerie d'arte, perché comunque la fotografia oggi possiamo dire che sicuramente è l'arte più importante. Cioè io ho un nipote che ha 3 anni, non è che prende il pennello e la tavolozza, che non sa neanche come sono, perché a casa sua non c'è nessun embolo di giotto, ma però lui vede suo papà che è appassionato, poi vede suo nonno che sarei io che fa le foto, allora lui prende il telefonino, chiude tutti e 2 gli occhi e comincia a scattare. Poi gli dice apri l'occhio, li apre tutti e 2, no? Devi ancora imparare a aprirli uno e l'altro chiuso, oppure se lo apre e uno tira fuori la lingua, no? Però diciamo che sicuramente lui a 5 anni avrà già dentro nel DNA il fatto di fotografare, quindi oggi le nuove generazioni nascono con la voglia di fotografare come diciamo espressione artistica, molti, quindi la fotografia è diffusa e adesso a Parigi c'è stato Paris Photo, vediamo come a Paris Photo ad esempio c'era migliaia di gallerie e io sono l'esempio di uno che può dire io vivo di fotografia, della mia fotografia non faccio le cosiddette marchette industriali, cioè non è che di fianco al mio lavoro di Polaroid ho magari uno studio dove faccio fotografo vestiati di risotto, non li faccio, io fotografo solo su progetti tipo il Paesaggio Italia che vediamo adesso, i ritratti, io faccio molti ritratti commissionati, vendo tante foto che faccio io, vado a Parigi, tipo le foto della mostra che c'è qua di Parigi, sicuramente saranno comprate da dei collezionisti, quindi io vivo proprio di quello, ma diciamo che al mio lavoro è una forte matrice artistica, nel senso di dire è un lavoro contaminato con la storia dell'arte. Calvino diceva sempre la fantasia è una marmellata che va spalmata sul pane solido per evitare il mole del banale, quindi il pane solido è il background, la cultura, la conoscenza con quale uno si contamina, altrimenti non vai da nessuna parte. E questa cosa qui, oggi uno non deve cercare di inventare, ma deve cercare di riscrivere. Bruno Munari, che era un famoso design sperimentatore milanese, nato nel 1908, mi diceva, caro Galimba, ricordaci una roba, quanti vedono quei cosi?
che ti dice che figata non l'ha mai fatta nessuno, lascia stare perché è una cagata. Quando fai qualcosa che dici che bello non l'ha mai fatto nessuno, lui diceva lascia stare perché è una cagata, perché diceva qualcuno l'ha già pensata per te, ma ha accantonato l'idea, no? Quindi cioè, oggi è stato veramente fatto tutto, però l'importante è riscrivere con la propria contemporaneità, con la propria visione il proprio strumento. Ad esempio il fatto, ad esempio io sono molto gasato di questo installando Impossible, perché comunque il mio terminale non sarà mai il computer, io non ho il computer ma non ce l'ho veramente, ho un iPad che quando mi incazzo lo lancio, per cui ne compro un altro e quindi alla fine ce l'ho il telefonino e poi non ho neanche la televisione perché io sicuramente sono diventato fotografo perché non ho perso tempo a guardare la televisione, se voglio vedere i gol come tutti gli italiani magari i gol li guardo su Sky dell'iPhone, che in 3 secondi vedo tutta la Serie A, 3 minuti vedo tutti i gol, poi se voglio vedere invece del buon cinema ho un bellissimo videoproiettore Epson che mi guarda i film quando voglio sul muro di casa mia, quindi cioè, decido io cosa fare, qual è i miei stimoli culturali e soprattutto non perdo tempo al caffeggio, che è una cosa importante. Oggi uno che vuol fare questo lavoro sia come sperimentazione che come lavoro finale, quindi come fonte di guadagno, si deve dedicare all'anima e corpo sempre, cioè, infatti quello che ti frega un po' è forse non avere proprio una vita privata, no? Perché comunque sei sempre in giro, sei sempre di qui, sei sempre di là, quindi anche qualcuno che ti vuole stare dietro veramente soffre perché ognuno ha i suoi tempi, no? Diciamo che la cosa interessante comunque è quella, dicevo appunto, della contaminazione con la storia e soprattutto di essere molto selettivi, cioè quando tu fai un'immagine la guardi e dici non mi piace, allora buttala via, perché se non ti piace adesso come fa piacerti tra 5 minuti, tra 10 minuti, tra mezz'ora, tra un mese, ti farà sempre più schifo. E poi ecco una cosa che io consiglio proprio da utilizzatore di Polaroid è questa, cioè oggi con il digitale io mi riconosco una dote che è quella di sbagliare poche immagini, nel senso di dire che quando faccio un'immagine sicuramente a me la sintonia mi piace, quindi la salvo, ma oggi quando uno fa una foto con la digitale, ad esempio inquadra e fa 5-6 scatti, no? 1, 2, 3 e scatta, no? Poi guarda sul monitor, comincia a cancellarne 3, poi dopo a casa ne cancellerà altre 2, ne terrà 1. Però facendo così tu sei sempre pressapochista, perché c'è un bellissimo volume della Magnum dove si vede tutti i provini dei grandi autori Magnum, dove si vede come le grandi fotografie sono nate da uno scatto al massimo da 2. Abbiamo qui Gianni Berengo che adesso è in giro, provate la nuova Leica sicuramente, provate a chiedergli quanti scatti ha fatto per la sua famosa macchina auto sulla spiaggia, no? Ha fatto 2 scatti, mi ricordo che c'era proprio pratica, ha fatto un inserto sui provini e si vedeva che erano 2 scatti, 2 fotogrammi, ne è tirato fuori uno. Quindi il fatto che tu fai 6-7 immagini non riesci mai a capire qual è il tuo punto di vista, quindi non sei mai selettivo e quindi non sei mai rigoroso con il tuo sguardo. Se non sei mai rigoroso comunque perdi sempre qualcosa. Quindi io come consiglio do che uno veramente il motore lo deve dimenticare, fare uno scatto e contemplarlo, guardarlo, perché troppi scatti e poi dopo le cancellazioni comunque ti tolgono sempre qualcosa, sei sempre meno diretto. Questo io lo vedo quando mi capita di usare qualche volta qualche digitale o qualche telefonino, io faccio uno scatto e uno dice facciamone un altro, no, va bene quello lì, per me va bene quello lì, perché se guardate il primo è sempre più buono, poi gli altri sono sempre meno interessanti, no? Perché comunque si caricano diciamo delle cosiddette aggiustamenti mentali che uno fa, che invece che aggiustare peggiora sempre. E un'altra cosa che a me ha sempre affascinato è che le immagini devono essere essenziali, pulite. La Anna Rusconi, che è la rappresentante del ciclo di Como, che è una cosa che le riconosco, questa frase che io ho sempre tenuto come il Vangelo, era bisogna essere analitici essenziali, no? Nel senso di dire analitico vuol dire che con poco, con qualcosa devi raccontare la tua storia, l'immagine,
essenziali pochi elementi. Oggi chi fa fotografia col digitale continua a buttare delle informazioni. A buttare informazioni non sono inserire degli oggetti nell'immagine, ma è continuare a pulire l'immagine, a cercare la perfezione tecnica, a cercare un manierismo cromatico, che sono tutte situazioni che creano solo una cosa, che creano delle immagini che sono finte, che sono piatte, cioè sono delle immagini che sono talmente perfette che diventano accademiche, ed un'immagine accademica non ti porterà mai dentro tu che sei lo spettatore. Quando vedi un'immagine accademica è come se vedessi un'immagine che è dietro un vetro e non puoi interagire con l'immagine stessa, per cui dai uno sguardo e poi fuggi via. C'è un famoso filosofo che ha scritto tanto di fotografia, che è Roland Barthes, che sicuramente tutti conoscete, che ha scritto La camera chiara, ha scritto I miti d'oggi. La camera chiara è quando lui parla del punto, no? Del fragmento sul quale vorrete, del cosiddetto puntum e dello studio. Cioè, lui diceva sempre che il fotografo non deve sempre lasciare l'imperfetto nell'immagine, perché se il fotografo fa la domanda e fa la risposta, l'immagine è morta. Robert Doisneau, grande fotografo, diceva che l'immagine non doveva essere accademica, l'immagine doveva avere l'imperfetto. L'imperfetto è quel qualcosa che ti porta dentro dell'immagine e ti fa sognare, ti fa emozionare e ti fa interagire con l'immagine stessa. Quindi molto importante questo. Ad esempio oggi sul Corriere della Sera c'è un inserto sul contributo di alcuni personaggi milanesi contro la violenza sulle donne. Mi hanno fotografato anche a me, ovviamente, ma hanno messo sotto il nostro presidente Massimo Moratti, quindi sono molto felice, perché io non mi riconosco nell'indonesiano, il presidente è sempre lui. Praticamente c'è una bellissima fotografia un po' di pagine dopo della Woodman. Vedete come questo filo spinato che lei ha in bocca ti porta dentro a riflettere. La guardavo prima qua di sfuggita, ma sto ancora pensando a quel filo spinato lì, perché è qualcosa che mi ha preso, mi ha portato dentro l'immagine, mi ha fatto indagare, mi ha fatto pensare. Quella è un'immagine molto riuscita, no? Molto riuscita. Mentre nell'altro inserto siamo tutti con la mano così, non si capisce se è un saluto a Benito o se è una mano che fa violenza. Quindi secondo me quel filo spinato lì è il focus delle fotografie di quella rivista lì, perché veramente ti fa indagare, ti fa esplorare e ti fa riflettere. Ecco, quindi questa è una grande considerazione che uno deve fare nell'immagine. E poi, se andiamo su un discorso un po' più professionale, sicuramente un lato importante del mio lavoro è che io utilizzo un terminale unico, cioè la mia fotografia è una Polaroid, è una Fuji, è un'istantanea, non è una tiratura in 10 copie, in 20 copie, in 30 copie. Cioè oggi, che è un grandissimo problema, uno non può pensare di entrare nel mondo dell'arte e dire: io mi chiamo Luca Micucci, nome a caso, e praticamente sono appassionato di fotografia, fotografo la mia città Lucca, fotografo la piazza San Michele con delle luci bellissime e faccio un'edizione di 30, cioè vuol dire che faccio 30 copie. Ma tu sei Luca Micucci, non sei il Bull Newton che può fare anche 5 copie, 10 copie, perché dopo comincia a avere problemi anche lui. Quindi tu devi fare un pezzo e basta. E poi e oggi, siccome stampi sul digitale, mi devi anche dire a me che compro un'immagine, magari ti do 2.000 euro, 3.000 euro, 1.000 euro, quanto vali, come l'hai stampata quella foto lì, con che inchiostri me l'hai stampato, chi mi garantisce gli inchiostri? Il mio stampatore Osvaldo Raffaele, che sarà anche bravo, che ti dice sì, durano, ma chi è che gliel'ha detto Osvaldo Raffaele che durano? Nessuno. Quindi ci deve essere una certificazione. Ad esempio io ho fatto da testimonial, però al di là di questo lo utilizzo per il mio lavoro col programma di G-Graphy di Epson, no? C'è un programma che dice che le fotografie sono state stampate da un laboratorio affiliato, quindi che usa un certo tipo di carta, un certo tipo di inchiostro, che hanno dei certificati tecnici che documentano che quegli inchiostri durano 8 anni e la carta dura 8 anni, eccetera eccetera. Cioè, in modo che uno che lo compra dice: se non metto l'immagine ai raggi diretti del sole, che è anche la stampa più clamorosamente fissata si sbiadisce, se
cioè vengono in una situazione normale, cioè, tipo se queste foto le mettiamo fuori sul pilastro al sole, tra una settimana le abbiamo perse tutte dentro qua, tra 20 anni vediamo qua, magari saranno un po' più gialline, però sono qua, no? Quindi c'è la tutela del proprio lavoro, quindi le edizioni dimentichiamocele, cioè, perché veramente se uno entra nel mondo dell'arte, io stesso ho fatto dei mosaici o delle piccole polaroid che poi magari fanno 2 o 3 copie, però la vendono a un prezzo che secondo me è meglio non farle. Quindi quello che conta veramente, che ti dà prestigio, che ti fa mangiare e che ti soddisfa è il pezzo unico, il polaroid fine a se stesso. E uno che fa comunque delle stampe da digitale o da negativo deve fare un pezzo, non ne deve, massimo 2, ma non ne deve fare 25, 30, soprattutto ci deve essere il numero di autentica dell'archivio del fotografo, della fotografia, ad esempio Luca Migucci LM 0001, 00 in modo, anno, titolo e tutto quanto, caratteristiche di stampe, che ci vuole un certificato. Ecco, oggi tanti che fanno questo, che vanno nelle gallerie a mostrare il proprio lavoro, queste cose non sanno neanche cos'è, e questo è veramente catastrofico, perché poi i galleristi non ti prendono neanche in considerazione, quindi questo è un aspetto molto importante da seguire. Io personalmente non condivido Gianni Beremonardi quando scrive questa immagine stampata in sali d'argento, eccetera eccetera, perché comunque lui, che è un nome importante, un po' svilisce il lavoro di quelli che magari utilizzano il digitale, cioè lui dice stampate in carta oscuro, capito? Ma se uno è nato 40 anni dopo di te, probabilmente la carta oscuro non sa neanche cos'è, quindi quello lo trovo sbagliato. Però ad esempio trovo giusto che ad esempio lui, come anche Franco, anche se adesso Fontana si è messo a fare le tirature, non hanno mai dichiarato le tirature, le stampe più che sono stampate vecchie, più che comunque hanno un valore, no? Per i collezionisti, perché ci vede il vintage. Però diciamo che è un'altra epoca, è un'epoca di gente che ha 80 anni, 85 anni, e quindi a loro va bene quello. Ma se oggi anche loro ripartissero da zero, probabilmente dovrebbero fare anche loro 2 o 3 copie e basta. Io ne farei una e basta. Dopo ognuno è libero di fare quello che vuole. Ad esempio io con l'Impossible, che hanno dei problemi di conservazione, faccio l'Impossible, poi la metto in una bustina con la seccagella, la metto via, faccio una stampa su digigrafia Epson e ci scrivo l'Impossible la chiamo matrice e la stampa la chiamo originale. Ecco, sono cambiati i tempi, sono cambiati anche i linguaggi, nel senso di dire è un qualcosa che è arrivato adesso. Chi è che vi diceva 20 anni fa che saremmo stati qui a parlare di rumore, di RO? Cioè il rumore veramente era l'esponente, come li chiamava Franco Fontana, e il RO era il paese di Ro, no? Perché poi è scritto Roma e dicono tutti Ro, e Ro, io abito a Meda in via Luigi Ro, abito a 50 km da Ro, e invece adesso Ro è un termine fotografico, quindi è cambiata la storia e non ci può essere che una Polaroid diventa una matrice e una stampa diventa l'originale, che è quando l'autore te la garantisce, te la certifica, la qualità di stampa e tutto, non ci sono problemi. Quindi nel mio libro dell'Italia questo c'è. Quindi questa introduzione per dirvi che facendo una sintesi di quello che ho detto, sicuramente sono 2 cose molto importanti per se stesse. Se qualcuno dovesse dire che cosa ci ha dato Maurizio oggi, Maurizio ci ha detto questo, del rigore verso se stessi, del scattare poche immagini ma che abbiano un senso, e della contaminazione contro la storia, che sia dell'arte, del cinema, della pittura, ma della storia, che è la storia che ti fa diventare. Ad esempio pensiamo a uno che fa il nudo, no? Allora io, dopo vediamo questo lavoro che ho fatto con lei, Cariana, che è questa modella molto conosciuta che fa il nudo, io vedo delle foto che le fanno, dico queste sono le foto shampoo, di così, di cosa. Poi invece quando vedi ci sono degli autori un po' più interessanti, ti fanno delle fotografie che ti ricordano ad esempio Rodin. Se uno fa il nudo, come fa a non conoscere Rodin, le pose plastiche di Rodin? O il Canova, cioè come fanno a non conoscere questa storia e pensare di fare il nudo? È impossibile, cioè, perché se no non ha senso, fai delle cose che nascono e muoiono lì. Se tu invece conosci ad esempio Rodin o Maillol, un altro grande scultore francese, sicuramente sei già avanti rispetto a quegli altri che non lo conoscono, ma di tanto sei avanti, ma di tanto, cioè
sei su un aereo e loro sono ancora su un carretto spinto da mia mamma che ha 94 anni, quindi puoi immaginare quanti centimetri va al giorno. Quindi è questa cosa che uno deve veramente dire. Maurizio mi ha raccontato questo. Ecco, adesso vediamo le immagini. Allora, le immagini, io vi ho portato, allora, questo qui lo vediamo per ultimo. Allora, ecco, questa qui è una selezione delle mie fotografie sul paesaggio italiano. Allora, io direi di andare allora, facciamo una cosa, partiamo dal fondo, vai sul ready-made, guarda la cartella quella in alto. Ecco, i ready-made sono praticamente la mia voglia di mangiare quello che hanno fatto gli altri. Vabbè, questa è una cartina dell'Italia, sorpassiamola che ecco, ad esempio questa qui vedete, questa probabilmente è una fotografia di Berengo, Gardini, no? Sì. E io praticamente con la scapola che utilizzo per fotografare i ritratti ne ho fotografata un pezzo in grandezza naturale perché vado a contatto della cartolina, poi l'ho manipolata con le spatole di legno e vedete l'ho applicata di fianco. Quella non è più una cartolina, ma è diventata un'opera mia, il concetto del ready-made, il concetto della riappropriazione, no? E questa è una cosa bellissima che io adoro fare, rileggere il lavoro degli altri, quello che mi piace, quello che mi stimola. Questo è un lavoro sull'Italia, quindi ho fatto anche un lavoro sulle cartoline dell'Italia, ad esempio qui abbiamo appunto Venezia, poi vedete che questo qui è il popolo di navigatori santi, questo è una nave e guardate come comunque diventa una storia mia, no? Cioè portato dentro nella mia visione. Ecco, guarda, vai avanti pure. Ecco, ne ho messe solo due, però giusto come accenno. Quindi vedete che già da lì si potrebbe fare un libro sull'Italia con l'idea di essere dadaista, quindi di fare tutto, stando magari. Ecco, una cosa importante, Italo Calvino diceva nel mondo ci sono milioni di immagini, no? Si può azzerarle tutte ma è impossibile, allora si può anche riscriverle e rileggerle, no? Ecco, questo è ad esempio la lezione di Calvino, questo lo diceva bene, riciclare, lui parlava di riciclare le immagini, ecco, questo secondo me è un discorso interessante. Poi ecco, guardiamo le fotografie singole. Ecco, guardiamo le fotografie singole. Ecco qua, questo qui ad esempio 1995, Lago di Como, dal mio primo viaggio in Italia. Vedete, se non ci fosse quel battello lì in alto, l'immagine sarebbe tutta, il battello è il punto, no? Cioè il frammento su quale sicuramente c'è costruita questa immagine. Ecco, questo è ancora il Lago di Como. Al punto Bernardo. Lago di Como. Lago di Como, vedete, sono quasi delle cartoline, no? Sono delle immagini, possiamo dire anche senza tempo, no? La cornice secondo me dà magia, dà profondità. Ieri c'era una fotoeditor di Donna Moderna che mi chiedeva di quell'autore inglese che ha le immagini di fianco alla mia mostra su New York, che sono dei Polaroid stampati anche con il contorno del Polaroid, e diceva è molto più interessante. Ecco, a me piace molto questa cornice perché praticamente la toglie dal concetto di Polaroid e la fa diventare qualcosa di più onirico. C'era un grandissimo fotografo che era Joseph Sude, che non è Saude, ma è Sude, che era il poeta di Praga, che lui stampava con un bordo nero le sue immagini sempre più grandi, sempre più largo e l'immagine sempre più piccola. Lui diceva per aumentare la magia e la profondità dell'immagine. Quindi questo è un voler creare, e pensiamo che la pellicola con il bordo fotografico, cinematografico, è anche un po' un rimando al cinema. Questa è una 500 Brianza. Questa è una selezione di immagini appunto su questo libro Viaggio in Italia, che si chiama Paesaggio Italia, che l'ho presentato quest'anno a Venezia. Pure sono sulla 500. Ecco, questo ad esempio è un impossible, vedete? Questa è una fotografia di Camogli che potrebbe sembrare essere stata fatta negli anni 40, 50 o anche 30, è stata fatta nel 2011.
E quindi io trovo affascinante questa, che la fotografia è finita, però è ripartita con la storia della fotografia e tu idealmente fai delle immagini che non hanno una collocazione temporale, cioè questo ad esempio che è la forza dei nuovi linguaggi, no? Cioè è incredibile, no? Qui siamo sempre a Camogli, sempre nel 2011, con l'Impossible di bianco e nero. Qui siamo in Emilia, questo è il calcio, l'immagine poetica del calcio, speriamo che non abbiano la testa di Balotelli. Queste sono delle mutande. Ecco, vedete comunque c'è sempre una scrittura sottile, no? Delicata, sicuramente c'è rimando, queste immagini c'è rimando a Celati, a Ghirri, a Steven Shore, a Eggleston, cioè tutta la lezione dei fotografi americani, del paesaggio anche quello intimo, la scrittura di un certo cinema, a Cesare Zavattini, a Paul Strand quando ha fatto lo Zara, quindi però sono fotografie di questa epoca, no? Quindi il discorso della contaminazione. Ecco. Qui siamo a, vedete questo è ad esempio l'incapsulamento, quella ragazza che ha vinto il premio Sara Munari, vedete che aveva tutte queste capsule rosse che incapsulava le persone. A me è sempre piaciuto incapsulare le persone con la manipolazione, perché è come se tu la bloccassi per sempre lì e dare un ulteriore senso diciamo un rapporto intimo tra te e il soggetto, che ti ho visto, ti fotografo e ti lascio lì per sempre, no? Questa donna invecchierà, morirà, ma sarà sempre lì nella capsula, no? Cosa che mi piace. Questo è un paesaggio toscano, qui siamo a Viareggio, Firenze, guardate quell'ombrellino lì come importante, è praticamente il frammento sul quale si regge l'immagine ed alza tutto il piano. Se pensiamo di togliere l'ombrellino l'immagine è assolutamente inesistente. Qui siamo a Saturnia, 1996. Qui siamo a Pienza. Questa qui è l'altare della patria, è sempre fatto con l'Impossible, vedete com'è praticamente rarefatta, no? Però è lei, senza tempo anche questa. Anche questa qua, vedete, 2011 potrebbe essere del 1860 questa immagine, no? Però qui siamo a Vaticano, Capri, la statua la Sfinge, questo qui sono i faraglioni, sempre Capri, che è questo bianco e nero, che questa qui ha perso la temporalità. Ecco, questa è la 500, qui c'è un intervento molto pittorico, sempre di manipolazione. La capsula, questi sono due, un po' veloce il ragazzo. Anche qui vedete il fatto di incapsularlo, no? Poi uno mi ha scritto che voleva i diritti, perché ha scoperto che il proprietario della macchina mi è stata pubblicata, voleva i diritti di utilizzo. Beh, fammi scrivere dalla macchina. Questo qui è un controluce fatto da Tropea nel 93. Questa immagine mi piace perché, non so, appartiene al mio DNA, una delle mie immagini preferite, e questi due sono passati 20 anni, chissà se saranno insieme, chissà quanti chili saranno aumentati o diminuiti, però sono sempre lì, no? Sulla Vespa per tutta la vita. E allora è una cosa fantastica della fotografia. Questo è un paesaggio siciliano, vedete quei segni, vedete sono fatti schiacciando con il cappuccio della penna, sul segno all'orizzonte, e crea questa, qui c'è un po' un omaggio a Burri, no? Ai materiali di Burri, alla materia di Burri. Siamo ad Alcamo.
Sicilia, vedete anche qui le capsule, no? Quello là che sarà sempre con quel gesto lì sulla scala, no? Ecco, questa era una selezione fatta per adesso, una proiezione che ho fatto perché del libro, vorrei fuori. Ecco, questa non era pubblicata sul libro, ma era pubblicata sul mio libro di Napoli, però questa è un'immagine che io adoro perché mi ricorda molto i cavalli di Chagall, cioè pensate a Chagall, no? Certe immagini di Chagall, questo cavallo fatto con le lenzuola, no? Io trovo veramente come se, non so, una visione, no? Perché alla fine un fotografo deve essere un visionario, no? Cioè, nel senso di dire che deve avere delle sensazioni guardando qualcosa e trasformarle in visione. Questa fotografia qua è la mia visione. Io adoro molto Chagall, soprattutto l'ho adorato molti anni fa, adesso amo magari altri autori, altre forme, però io sogno sempre con la donna che amo di volare nel cosmo, come i suoi sposi del pranzo di notte, no? Sapete, la coppia che vola nello spazio e magari volare su questo cavallo e non scendere mai, no? Quello che diceva Calvino nel Barone Rampante, nel Barone Rampante, no? Cioè di Cosimo, che praticamente stava sugli alberi e viveva la sua vita sugli alberi e decideva lui quando scendere e poi risalire, no? Perché era un modo di stare sopra le cose per decidere poi quali erano le cose che valeva la pena di vivere, no? Questa cosa io amo tantissimo, quindi questo per me è un cavallo magico. Qui è un po', e questa immagine è molto surreale, vedete, parlando del Polaroid si forma questa glassa, quasi un pane, come diventa un panettone questo castello napoletano. Ecco, qui siamo ancora a Napoli, in piazza San Carlo. Piazza del Plebiscito, sì, scusa, piazza del Plebiscito. E adesso le cartella ci abbiamo? Allora vediamo singole. Allora vi faccio vedere dei mosaici, questa selezione che ho dell'Italia. Questa ad esempio è la fontana dei Cinque Cerchi a Como. Vedete come è diventata, pensate a certa pittura di Scanavino, di Mario Radice, è molto vicina. Se poi guardate certe architetture di Gardella, cioè questo è contaminarsi in maniera molto forte con l'architettura e con la pittura proprio di un periodo comasco. Questo per esempio è la Polaroid 5060, questa è la grande Polaroid. Se qualcuno avrete visto il mio film, penso di sì, quello fatto da Contrasto, dove all'inizio c'è questa grande Polaroid. Ecco, queste sono le immagini prodotte con quella grande Polaroid. Tante cose, io ho ancora un po' di scatti e ho deciso di fare un progetto sul lago di Como proprio legato alle emozioni. Queste sono immagini molto silenziose, questa è molto dinamica, ma ce n'è una dopo di Milano molto più bella che ha il silenzio che questa fotografia ha. Vai pure. Ecco, questo qui è un mosaico mio classico, ad esempio questo qui è il Pirellone di Milano con questa Alfa Romeo. Vedete un po' la danza futurista, no? Se pensate a Futurballa. Questo è il Duomo di Milano, questo è su 400 Polaroid ed è un'immagine molto particolare perché quando l'ho fatta c'era una signora che praticamente era matta completamente e ha cominciato a gridare, questa deve essere stata pugliese, diceva senti a me, che cazzo fa? Questo è un ateo, no? E mi dava le pacche sul braccio e mi tirava giù il braccio e io stavo facendo un mosaico di 400 Polaroid, non potevo permettermi di dargli un calcio nel sedere a quella lì perché perdevo il punto di dove ero, perché se perdi il punto di dove sei finito. Io l'unica accortezza che ho quando faccio questi mosaici, se sono da solo, che magari prendo io le immagini, che segno con lo scotch esattamente dove c'è il piede destro e sinistro, proprio perché se ti sposti 10 cm l'immagine non lo capisce, perde tutto questo senso di armonia, no? E quindi scattavo velocemente, il mio assistente non riusciva neanche a prendere le fotografie quasi,
quindi questa immagine sono molto legato, vedete è un'interpretazione del Duomo assolutamente fantasiosa, no? Però sale, scende da destra, da sinistra, è una musica, perché alla fine è un po' come essere un musicista, ecco. Pensiamo che il Duomo di Milano tu lo potresti fare in 9 immagini, no? 9 Polaroid ci sta tutto. Tu qui ne fai 400, pensate quando Glenn Gould ha suonato le variazioni Goldberg di Bach nel 55, poi nell'81 gli ha dato 16 minuti in più perché li ha suonati da 35 a 51, in quei 16 minuti lì lui li suonava su uno sgabello senza imbottitura, ha attaccato il pianoforte, ci canticchiava sopra, il suo essere attaccato nel pianoforte e canticchiarci sopra è il suo stare dentro la musica, dentro la sua vita, perché sapeva anche di essere malato e quindi c'era la tua musica che tiri fuori nella tua musica, cioè la persona ha una musica, no? Che è la sua voce, il suo flusso è una musica, il rumore del flusso è una musica, se sentite il vostro cuore, se sentite il vostro sangue scorrere nelle vene, comunque è un suono musicale, no? E quindi questo flusso, questo suono viene praticamente dilatato e tu decidi quanto tempo stare dentro e quanto poi venire fuori. Ecco, questa immagine è proprio, diciamo, il mio flusso musicale verso sicuramente il Duomo di Milano e anche un omaggio a Glenn Gould e alle sue variazioni di Bach suonate in 16 minuti in più, perché è lui che è diventato consapevole e la consapevolezza ti dà, non ti fa essere diciamo, matematico rigoroso, ma ti fa essere un sognatore musicista. Un musicista sognatore forse è la definizione giusta. Ecco, queste qui ad esempio sono le colonne di San Lorenzo di Milano, vedete come anche queste sono dilatate. Ecco, questa è la galleria di Milano. Queste immagini sono sempre fatte dall'alto in basso, la sinistra, quindi la prima in alto che vedete a sinistra è la prima, l'ultima in basso a sinistra è la, queste quante sono 12, mi sembra 2, 4, 6, 8, 10, 2 è la 12esima, poi la 13esima è la prima della seconda e così via, no? Da salire e scendere, e non puoi pensare di fare una fila e guardarle perché è impossibile, cioè li devi fare tutte e quindi li devi avere in testa tutte e poi dopo li metti giù. Quindi se uno vuole iniziare a fare queste cose è meglio che parte magari da 6 scatti o 9 scatti, se no è facile anche impazzire, e se li metti giù in terra ti volano via, quindi li puoi solo comporre a casa e basta, dire sono stato bravo o non sono stato bravo, cioè puoi dire un bravo oppure dire che sei un cretino, però se poi diventi diretto difficilmente sbagli. Ecco, vedete, questa qui è un notturno, questa immagine anche questa è un po' ghirriana, no? Diciamo certe visioni di Ghirri, e non solo sue, però diciamo di tutto questo movimento dei paesaggisti. Questa è una Polaroid degli anni 60, ecco. Non vedo l'ora di fare il lago di Como perché sicuramente avrà una forte matrice di sogno. Questa è una mole antonelliana che interagisce con un lampione, vedete, cioè, è come se tu dividi lo spazio, no? Il lampione diventa il Do, la punta della mole diventa il Re, quindi le suoni, sali e scendi, no? Su un pentagramma che è fatto dalle Polaroid. Questo è un capitello a Venezia, al mercato del pesce, questa tenda rossa, Ponte di Rialto, quindi vedete come dilatato, no? Diventa quasi un po' una cosa quasi all'Armand, no? Cioè così un multiplo. Questa immagine secondo me è molto vicina al neorealismo, pensate certe fotografie anche di Nino Migliori in bianco e nero, no? Tutto questo gruppo di Cattaneo, di tutto questo gruppo di grandi autori del bianco e nero italiano degli anni 50, questo è in colore ed è stato moltiplicato con le Polaroid, però le luci, il sapore senza tempo sicuramente sono dei figli di quella scuola lì. Queste sono delle lenzuola. Ecco, ad esempio quando feci questa immagine era sul libro di Venezia, una simile a questa, non era questa, però il concetto era questo, e si chiamava Tributo a Mario Giacomelli, ed era un'immagine molto bella perché c'erano queste lenzuola e c'è una canzone di una musica di Giovanni Allevi che praticamente era presente alla presentazione del libro perché le avevo chiesto
un suo intervento proprio per quella fotografia lì, che si chiama Prendimi, no? E la musica faceva proprio taratata, e questo taratata ti veniva voglia di prendere le lenzuola, no? Quindi era bello questa interazione che c'era tra la musica di Giovanni e la voglia di prendere le lenzuola che c'era nella mia immagine, quindi davvero la musica che interagisce con la fotografia e viceversa, no? Questi linguaggi che sono aperti. Ecco, questo qui è un silos della campagna. Queste sono quelle ossessioni che hai da piccolo quando andavo in campagna con i miei genitori a mangiare nel parmigiano, così vedevamo sempre questi silos. Poi questi silos appartengono alla storia della fotografia dei Becker, no? della scuola tedesca, dell'architettura, e poi ha ripreso Gabriele Basilico, quindi ho fatto alcune immagini portandolo nella mia visione. Questa l'avevo proprio chiamata tributo a Basilico l'anno scorso, quando era ancora vivo in Vegeto, Sabbionetta, perché mi piaceva molto questo bianco e nero, un po' proprio da Basilico. Queste erano delle Polaroid, no, queste sono delle Fuji 3000 usate in una Polaroid 600, quella della mamma mia, Polaroid professionale, quella che utilizza appunto questi dorsi professionali. Ecco, questa è una torre di Pisa in doppia esposizione, quindi vedete qui c'è dentro dei balli plastici, salire, no? La città che sale, è la doppia esposizione per creare questo effetto di sfocato che comunque la rende più onirica, no? Meno definita. Due esposizioni su ogni scatto del Polaroid Image, che sulla Polaroid Image c'è la possibilità di selezionando di mettere 2 scatti, 3 scatti o 5 scatti. Però voglio dire, con la Polaroid normale lo puoi anche fare, perché tu quando fai partire l'autoscatto scatti, la foto non esce fin quando tu non alzi la levetta, per cui chiudi la macchina, alzi la levetta e hai un altro scatto. Ecco, se devi fare un mosaico deve avere la Image, perché è impensabile chiudere, aprire e perdere il ritmo. E quindi questa qui invece vedete la stessa torre di Pisa vista in un altro modo, no? E mi è molto piaciuto ieri vedere il lavoro di Greenwich, non so se avete visto la serata, c'era questo lavoro di Peter Greenwich, di tante cose presenta oggi, dove sono queste torri lucchesi, e mi è venuto in mente queste immagini, perché poi come li presentavano, poi lui diceva del ritmo, della musica, del cinema, quindi diceva le cose che vi ho detto io stamattina a livello proprio così di progettualità, no? E questa foto è un po', vedrete che oggi quando vedete le torri vi ricorderete di questa foto. Ecco, questo qui vedete, questo ad esempio due modi di vedere un soggetto. Questo è un Colosseo futurista, vedete che corre, no? Che quasi prende la rincorsa e vola via, e l'altro invece è un Colosseo statico, quello che vediamo adesso. Io l'ho chiamato cilindroso, no? Vedete un Colosseo, vedete lo stesso soggetto, ma a secondo di come stai te puoi fare una cosa piuttosto che un'altra. Ad esempio su quello di prima posso avere un aneddoto che c'era quello che diciamo che ha finanziato il progetto, che vedeva che facevo così, che credeva che stavo scherzando, e allora io contavo, lui mi diceva, io contavo 11, 12, 13, e lui diceva 47, 52, cercava di distrarmi, no? Gli dicevo, ma cazzo, ma sto facendo una mappa, ma cosa stai facendo? Ma sei matto, no? Poi dopo ho messo giù le foto e mi fa, cazzo scusa, avevi ragione, no? Cioè, anche in questo caos uno è un direttore d'orchestra di se stesso, quindi sa esattamente quello che vuole e lo fa, quindi questo era così un aneddoto divertente. Questo qui è un palazzo delle civiltà del lavoro di Roma, quello simbolo dell'architettura fascista, che da fotografare è straordinariamente bello. Sempre lui, il cosiddetto Bruguiera, no? sempre questo. Pensate alla pittura di Capogrossi, pensate a tanta pittura e quanti riferimenti ci vedete dentro qua. Questo è un trullo, l'ingresso di un trullo, che qui è la musica della porta, no? Cioè la porta diventa quasi un pretesto per creare delle particelle che abbiano la loro musicalità. Poi ecco, pensiamo a certo cinema di Wim Wenders, no? Pari Texas, così, qui siamo a Matera, no? Ecco, siamo come riferimenti, no? E pensiamo anche a certe sculture leggere di Calder, oppure pensiamo a Melotti, Fausto Melotti, tante sue sculture
ci ritrovate questi fili tremanti che moltiplicati nella campagna. Questa è una delle mie fotografie che preferisco in assoluto. Tra le altre cose adesso ce l'ha in galleria da vendere mia figlia, che mia figlia è una galleria di Milano, ho detto vabbè, quando arrivo a casa io e lei mi paghi la mia parte, poi siccome la foto non è mia perché è di questo che le ha comprate tutte lui, di questo produttore del progetto, mi fa, io la mia parte la voglio, infatti adesso me la devo ricomprare, però sicuramente me la ricompro perché è un'immagine che io adoro. Ce n'è questa e poi ce ne fosse un'altra che è questa, per me è magnifica, cioè. E poi vedete le Polaroid che sono spaccate perché stanno finendo, quindi hanno un sacco di problemi, però questi qui sono problemi del Polaroid, tutti vedete quei triangolini in alto a sinistra dell'immagine, però io li trovo affascinanti, quei triangolini che lui ci sta mostrando, però li trovo affascinanti perché sono alla fine, poi vedete queste sbavature di rosa, no? Sono proprio delle imperfezioni, però dell'imperfezione che viene fuori la bellezza, non viene fuori tu sai che la pellicola è così, allora ne fai altre e ti apri e quel giorno lì fai delle immagini che prima non potevi immaginare di fare. Quando Robert Frank ha fatto l'esame per entrare nell'ICP di uno che si chiamava Robert Frank, mica un cretino, io quando mi chiedono chi è il tuo fotografo preferito io ne dico due, Robert Frank e Mario Giacomelli e poi Man Ray, quindi c'è Robert Frank sicuramente al primo posto. Posso dire una cosa, che lui fece questo progetto con Walker Evans, che non era un altro cretino, che le disse, era il suo tutor, e le disse allora facciamo un'indagine di tutto quello che devi fare e le mettiamo giù su carta e segnarono tutte le fotografie che lui doveva fare. Quando poi presentò le fotografie, che poi si chiamò The Americans, un libro che ha cambiato la storia della fotografia, Robert Walker Evans disse ma non hai fatto l'immagine che ti avevo detto di fare? Lui disse no, ho fatto l'immagine che sentivo quando li stavo facendo e che in base alla luce che c'era e all'emozione che avevo io ho creato quelle immagini lì in quel momento lì. Se avessi fatto l'immagine che avevamo stabilito avrei fotografato i miei preconcetti e non andava bene. Ecco, questa immagine è nata dal fatto che ho visto questi colori, quindi mi ha portato a raccontare questa casetta così a livello emozionale. Per me questa casetta con questi colori è la mia memoria scomparsa, no? Cioè, non scomparsa, però diciamo questa è la mia casetta ideale dove ci andavo. Mio papà mi diceva sempre ti porterò in una casetta in campagna, no? Poi ci mettiamo là a giocare a pallacanestro, perché ero appassionato di pallacanestro, lui era alto 1,60 m, quindi mi sembrava uno sport strano, però era veramente, parlavamo di pallacanestro, degli alberelli, poi facevamo i pomodori, poi non l'abbiamo mai fatto perché lui è morto, e effettivamente per me questa casa era un po' una casa della mia memoria, e questo colore, queste rarefazioni, queste spaccature a me intimamente portano a questa cosa, quindi li trovo molto bello. E se non avessi avuto quei colori lì, no, se non avessi avuto quei colori lì, quelle spaccature lì, non l'avrei fatto. Ecco, questo qui ad esempio è un omaggio a Fontana, vedete, dilatato, no? Questo paesaggio che qui ha questi colori onirici, no? Qui c'è proprio la pittura, no? Il paesaggino che diventa pittura, no? Siciliana, quindi è proprio un frammento nel paesaggio con tutte le emozioni che hai nella storia, nella tua pancia, che vivi quando sei lì davanti al soggetto. Ecco, questa qui è la copertina del libro, si chiama, questa è Nora, una bella immagine della Sardegna, purtroppo adesso molto, molto ferita. Ecco, questa nuvola, vedete questa nuvola con questo movimento che si sposta, anche qui, no, è un po' una visione, no? Diciamo che bisogna essere un po' visionari, un po' sognatori, lasciarsi un po' andare, ecco, sicuramente questa immagine è un lasciarsi andare a una visione, a un'emozione che non ha geometrie ma solo densità del tuo cuore e della tua testa. Poi vediamo, qui non c'è più niente, no? Allora vi faccio vedere, se non siete stanchi vi faccio vedere i ritratti. Allora.
senso di dire che i ritratti sono stati qualcosa che sono nati quasi per sono nati quasi così per gioco con il primo ritratto di mio figlio, poi parlando con Giuliano Cimè nell'89 lo siamo. Lei mi dice: se tu riuscissi a dare una forma che viaggia con un contenuto, questi ritratti avranno un senso, e dopo 2 o 3 anni questi ritratti hanno preso corpo e sono diventati sempre più parte integrante del mio lavoro. Si parlava dell'89 proprio qui a Lucca, noi eravamo a Pisa, e poi nel 92 ho iniziato a fare dei ritratti che con una certa fisicità e una certa... Ha detto che sei già è Liberty, dico. Un po' in basso c'è questo qua. Sull'altro c'è questa è aperta, una è aperta. Non dico che questa è chiusa più di quanto non avevamo più. Eccola qua. Aperte un po' troppo. Ha aperto 80 finestre, quelle. Ecco, vedete, queste qua sicuramente sono quelle immagini che mi hanno cambiato la vita. Queste sono fatte appoggiando la macchina in faccia alla persona, parto dall'alto in basso, da sinistra a destra, sempre quello, e il soggetto è assolutamente immobile e basta. Una cosa molto interessante, quando feci il tornatore, se vedete questo è Bardem, Xavier Bardem, marito della Penelope Cruz, grande attore. E sapete, quel giorno lì avevo visto la mattina, non so perché, sul Corriere c'era una cosa di Picasso, un'immagine di Picasso, di un toro. Lui è di Barcellona, ed è molto fiero di essere catalano. Infatti io le dissi: tu sei spagnolo, lui mi dice sono catalano, no? E quindi poi lui vive a Madrid, comunque di Barcellona, comunque lui si sente catalano. E praticamente nel mio inconscio lui è venuto fuori un toro, vedete come il naso, no? Come sembra un toro che soffia, no? Ed è un ritratto che io amo tantissimo questo. Questa è Lady Gaga, devo dire un ritratto che a me non fa impazzire, perché a lei dissi: devi venire, io feci questo lavoro per lei, tra altre cose in un posto magnifico, insomma, a me faceva schifo, però per la storia, per chi ama Elvis Presley, per chi ama tutto Las Vegas e così, eravamo all'Hilton di Las Vegas, nella suite Barry Mello barra Elvis Presley, perché per dire Barry Mello noi non sappiamo manco che cazzo è, e per loro, noi era quello che io sapevo che cantava Mandy, ma lì in America è un mito assoluto, vale Elvis Presley, no? E c'era questa suite pazzesca, dove c'era un letto che sarà stato grande metà di questo salone, dove sicuramente dormiva più di uno. Infatti c'era un bagno che era tipo, c'erano 10 stanze da bagno tutte aperte, per cui se io ero seduto a fare il mio bisogno, quello di fronte a me mi vedeva, ci potevamo anche salutare, e in mezzo c'erano tutti i lavandini, c'era un posto assurdo, non surreale, e poi nel giardino c'era parcheggiata una Cadillac di Elvis Presley, infilata dentro una fioriera. Sapete un po' quelle fotografie poi che hanno usato anche per le copertine. Un pezzo di tempia qui libera, per cui l'ho ricostruita per poter poi arrivare a fare il ritratto, altrimenti non sarei riuscito. Chiaramente è un'immagine molto particolare, però Nancy ha detto che lui è un fan di Lady Gaga, e in questa immagine ci trova Lady Gaga, quindi devo dire che è un'immagine molto particolare rispetto al mio lavoro. Questo è Benicio del Toro, questa è un'immagine che a me piace tantissimo, che è molto musicale. Poi abbiamo, questa è Margaret Madè, ecco, vedete il futurismo, no? La proiezione, il nudo che scende le scale, che poi qui è come se t'accarezza, vedete, se la guardate da sinistra, queste spalle che si dilatano, che vanno avanti, poi gira e poi rigirano,
un'immagine chiaramente molto, molto duchampiana questa. Questo è Wim Wenders, guardate il suo occhio schiacciato come importante nella lettura dell'immagine. Se poi lo vedete una volta, prima vedete sempre l'occhio e poi vedete il suo ritratto. Questa è un'immagine, sono legatissimo perché è 1996, il primo Festival del Cinema di Venezia. Tra le altre cose, io era da 4 anni che non lavoravo più nell'impresa, facevo solo le fotografie con la Polaroid, perché con Polaroid avevamo fatto un accordo che tutti i mesi facevo delle fatture a loro, mi garantivano un tot mensile e andavo a fare le foto nelle loro manifestazioni, facevo le fotografie artistiche, no? E il primo giorno che vado alla Mostra del Cinema di Venezia per Polaroid, dove c'era un grande set anche con la Polaroid 50-60, arriva un grande fan del cinema che era amico di mio papà, il mio papà era già morto da diversi anni, e mi dice: uè John, frate, se mi fate, se no i cantieri che gli faccio, no, veramente 4 anni che non vado più in cantieri, sono qui a fare le Polaroid, no? Allora poi questo sale dove ero lavorare e fa: cazzo, ma te sei dico lì, ma te sei matto, se combina cos'è, no? Ho detto, cos'è combinato, no? Cioè, questo qui che si era reso conto che io ero il figlio del suo miglior amico, che avevo abbandonato il cantiere per andare a fare, mi fa: ma te fai tutti i quadratini, no? Cioè, per me era stata una soddisfazione incredibile, che dentro di me le dicevo: ma vaffanculo te, i cantieri, i ponteggi, e io sono contento di essere qua, no? E dopo mezz'ora, ecco, vedete, ad esempio, no, torna sull'intervento, questo qui è Altman, venne e gli dovevano fare la foto con la Polaroid e lui disse: io non voglio le Polaroid quelle lì grandi, voglio quelle lì piccoline perché mi piacciono tantissimo. E poi mi fece su tutto mi recitò un rosario in inglese che all'epoca capivo poco, però capii che mi disse che era un lavoro, sì, però non mi ricordo, bisognava lavorare solo e andare avanti, quindi per me è una specie di battesimo, no? Detto da Altman, va bene. Nell'immagine quella prima si chiama Pina Fantozzi a Sotto in cielo. Questa è un'immagine molto particolare perché diciamo la forza del progetto. Allora lei era vestita così, mi dice: ma a me non me la fai una fotografia? Poi mi dice: non ti ho chiesto di venire a letto con me, ti ho chiesto di farmi una Polaroid, perché non me la vuoi fare? Io gli dici: guarda, non c'ho più di pellicole. Mi fa: perché non sono bella abbastanza? Dici: no, perché non ce l'ho più veramente. Allora c'era lì la responsabile del piano dell'Eccelsior, perché eravamo al secondo piano, alla sala degli stupi, che mi disse: sa che mi con una Polaroid che c'era dentro nel TIDE 3 anni fa, che nel Dash che era dentro una Polaroid e che dentro che una pellicola, aspetta che vuoto ora, no, allora cazzo, parlava così Veneto. Allora questa va, ci porta lì questa pellicola che era dentro ancora nella confezione, che appena che ce l'ha messa lì mi ha cominciato tutti a starnutire perché era dentro nel TIDE, non nel Dash, nel fustino del TIDE, no? Che ti regalavano, c'era dentro, siccome era Pasqua, e avevano fatto questa confezione pasquale del video con dentro la sorpresa Polaroid, che poteva avere una macchina di diversi colori con dentro una pellicola. Allora io le dissi: cacchio, però questa qui non c'ho la pellicola perché io avevo tutte le image, 600 non ne avevo. Allora dice: non c'ho la macchina. Ma che sono 1000 macchine che dentro anche la macchina, poi ripeto. Allora va a prendere la macchina, allora mettiamo dentro la Vukovic che continua a starnutire, no? Allora poi si rifà il trucco perché veramente era, cioè, una cosa imbarazzante. Io scatto con la macchina, non riesco a metterla vicino all'occhio perché continuavo a starnutire, scatto così, la prima foto non viene fuori un cazzo, porca miseria. Allora poi schiaccio, viene fuori lo scatto e quindi rimangono 9 foto. 9 foto, eccole qua, e poi ci mettiamo lì a guardare le foto, a notare che il fondale non era il fondale, vedete che sembra un fondale fatto apposta, invece è un fondale del mio amico fotografo di Venezia che aveva uno studio sotto perché il fotografo che era geloso della Polaroid non mi prestò il suo fondale rosso. Allora il fotografo andò a prendere il fondale, per cui il fondale, la pellicola c'era, nasce questa immagine e dopo ci mettiamo lì a guardarla sul tavolino dentro il salone, viene il vento e il fondale si spaccano, per cui nel frattempo erano arrivate anche delle image, però il fondale per questa foto era così perfetta. Ecco, per dire, questa foto sembra tutta costruita, no? Se pensate il fondo, invece è nata da un'immagine fatta nel TIDE, una macchina fotografica che era nel TIDE, e così è la magia della fotografia. E poi lei
era così contenta che fino a 2 o 3 anni fa, ogni tanto la incontravo a Venezia, aveva sempre il suo biglietto da visita con questa immagine riprodotta, e poi mi diceva: sa, perché qui ero veramente bella, no? E poi io dissi quel giorno lì che la fotografai, le dissi: ma quando è che mi fa conoscere sua figlia? Mi fa: è molto bella mia figlia. Cioè, fu una cosa bellissima, come un niente, perché poi c'è un sacco di aneddoti da raccontare su questo incontro con questi personaggi, no? Comunque questa è un'immagine, io sono molto affezionato. Vai pure. Ecco, questa è la mia fotografia, forse quella che ha raggiunto un valore commerciale più alto, che è la Bucceria di Palermo. Questa è un'immagine che ha molto importanza nel mio progetto, perché questa è un'immagine del 92, c'era questo Enzo Barbarino, che era un grosso personaggio che organizzava eventi fotografici, il primo che ha organizzato i workshop in Italia. Sapete che i primi workshop in Italia sono nati a Città del Mare, a Terrasini, c'era Terrasini Fotografia, no? A Città del Mare in Sicilia, con Toscani, con Fontana, e lui nel 91 mi vide ad Arla, io ero un giovane di belle speranze, tra altre cose c'era anche Massimo Vitali che era in giro anche lui a far vedere il portfolio, e Fotoprattica pubblicò un inserto dove c'erano quelli visti ad Arla, in una pagina c'eravamo io e Massimo, e praticamente lui, siccome avevano ucciso Falcone Borsellino, lui era siciliano e disse: noi non possiamo che la Sicilia solo ricordare, voglio fare un lavoro che racconti il bello della Sicilia. Per cui questo faceva parte di questo progetto. Andai alla Bucceria, con me c'era Lino Capolicchio e Gasman, e Capolicchio mi disse: vedi, De Sica se fosse stato qua avrebbe proprio sintetizzato tutto. Capolicchio aveva da 2 minuti te la tira 6 minuti, diventa che palloso, no? Cioè, De Sica era sempre molto, molto sintetico. E lui, allora io ascoltai questo e dissi: allora io non devo far raccontare tutto, perché tanto l'ha già fatto Guttuso, no? L'altro giorno ho fatto una conferenza a Canturgo, mi ha detto: ma l'ha già fatto Gattuso. Ho detto: non si chiama Guttuso, che era un pittore. Gattuso è l'attore del Palermo che l'hanno pure licenziato, quindi una scena imbarazzante. E comunque vedete, la frutta, la verdura, cioè la sintesi, no? La sintesi. È nato questo affresco sulla Bucceria. Tra altre cose, un aneddoto divertente, che dopo 6 anni regalai questa foto a Caselli, perché lo fotografai ad Alessandria, giudice Caselli, che era procuratore a Palermo, aveva 250 uomini di scorta, aveva un esercito per lui, perché era proprio nel periodo caldo contro la mafia, delle indagini di Falcone, Borsellino, eccetera, eccetera. E quando gliela regalai, la guardò e disse: scusi, ma lei questa foto quando è che l'ha fatta? Gli disse: ma 6 anni fa. Ma dove l'ha fatta? Ho detto: alla Bucceria a Palermo. E si mise e disse: oh porca miseria, scusi un attimo, sparì per 1 ora e mezza, che eravamo in procura ad Alessandria, perché c'era questo convegno sulla magistratura, e siccome la gente sapeva che lui era lì, avevano blindato tutto, c'erano i tiratori scelti sui tetti per dire il personaggio come viveva. Dopo mezz'ora, dopo 1 ora e mezza tornò e io dissi: ma è successo una cosa? Fa: no. Dopo c'era lì una sua gola profonda, mi disse: sai, in quella foto lì che tu gli hai dato c'è uno che loro cercano da 15 anni ed è veramente imbarazzante sapere che tu l'hai fotografato alla Bucceria, e questo si è poi fatto fotografare. Cioè, tra questi non so chi si era un super ricercato, che è una cosa che sarà sicuramente, penso, questo qua macellato, non lo so, non riesco a capire che può essere, perché il bambino non credo, quello lì o questo qua. Era un super ricercato, forse che questo qua era di fronte al Plaza. Questo è il Colosseo, l'abbiamo già visto, questo l'abbiamo già visto, questo è il Duomo. Ecco, questo qui è il discorso del rendimento, ad esempio, questo qui è il discorso del rendimento, questo è il Man Ray, praticamente è un Man Ray riletto, quindi cartolina, quindi praticamente la Polaroid attaccata sulla, e diventa un'altra cosa, la manipolazione. Il timbro, che è un timbro che faccio io, quello con sempre con la data sbagliata. Questo è ancora buono, adesso li faccio con scritto magari 32 dicembre, cioè delle date che non esistono, perché comunque il concetto è un po' dadaista. Vai avanti, ecco, questo è ancora Man Ray, e questo a me è un lavoro che piace molto perché è particolare, è così, poi ce ne sono altri. Io direi che per finire, se ce la fate ancora, vi faccio vedere questo lavoro. Allora, poi diciamo che io non sono mai stato
cosiddetto figamatore, non sono mai stato però appassionato di fotografare le modelle, l'ho sempre appunto detto le cose shampoo, le cose Badenas, sapete il Badenas, lo shampoo, il copertone che c'è il cane che ti mangia lo slip preso da dietro, no? E allora ho conosciuto questa qui, sì, era dentro qua, forse l'ho tirata fuori adesso. Ho conosciuto Marianna che non è la mia fidanzata, è fidanzatissima e tutto quanto, però mi è piaciuto per questo discorso di interazione tra la modella e l'artista, no? Io sono sempre stato affascinato da Man Ray, sono andato a Parigi sulla sua tomba, ho fatto le fotografie, i ritrovamenti, che ho fatto un frontage con scritto Juliette Man Ray Together Again, come le scritte che vedete in mostra le ho fatte sulla tomba di Man Ray, quindi è una cosa molto, molto particolare. E praticamente Arianna mi ha colpito molto perché confesso che non avevo mai trovato una persona così fotogenica, cioè non l'avevo vista dal vivo, poi avevo visto le sue foto e ero rimasto veramente colpito. Io la conobbi a Corigliano Calabro in Calabria, dove lei faceva un workshop e la vidi, e allora così ci sentiamo e decidiamo di fare qualcosa insieme. Viene a casa mia e inizio facendogli questi scatti, no? Vedete, questi scatti, questi sono Polaroid, questa se che la giri sopra o sotto è sempre uguale, questa si chiama B-Face, doppio scatto, macchina rovesciata, e vedete che l'immagine è sempre la stessa. Ecco, vedete qui doppie esposizioni, qui c'è già dentro surrealismo, Magritte, cioè a me sinceramente di fotografare la nuda non mi interessava, perché io nel mondo non mi è mai piaciuto, cioè, è una cosa che non mi ha mai interessato. E quindi poi alla fine decidiamo comunque di fare 4 scatti e questi qui sono un po' l'omaggio a Newton, vedete, no? Questo è una doppia esposizione, questo è uno dei miei scatti che amo più in assoluto. Allora, questa foto è molto futurista, questa foto è stata vista da 30 collezionisti che l'avrebbero comprata tutti e 30, quindi è un'immagine che veramente ha un suo perché. Io devo dire che un mio amico mi ha regalato, ha fatto un regalo. Vedete che lei manda un pacco regalo, in ogni scatto lei tira su il pacco regalo nel primo scatto, nel secondo scatto lo tira giù e io muovo anche un po' la macchina, per cui c'è anche l'effetto del movimento, vedete il fiore è mosso anche lui, per cui sul pacco giù il pacco ovunque, davanti alla patata, davanti alle ginocchia, sulla faccia, davanti a tutto, su e giù, su e giù, su e giù. Questa immagine, e da questa immagine fatta quel giorno lì ho detto io devo fare un lavoro con lei perché è veramente interessante, cioè, io sono sempre rimasto affascinato dalle storie, proprio focus è Man Ray, Kiki de Montparnasse, e Man Ray e Juliette, e poi Niki de Saint-Paul e Tanguy, che era il suo compagno, oppure Dave Klein, che comunque aveva anche lui tutte le sue donne che le faceva fare in blu, eccetera eccetera, no? E quindi nascono le immagini che vediamo. Questa è una piccola sintesi, è un lavoro fatto, vedete, Ari Ray, qui siamo in Puglia, lei è sdraiata su un tavolo, un lavoro fatto da circa 300 immagini. Questa è sempre una doppia esposizione, se girate l'immagine è sempre uguale, con una mascherina. Anche questa, vedete, questa è molto manipolata. Poi siamo stati in Messico, perché poi la cosa che mi aveva colpito era il surrealismo, l'immagine che Alvarez Bravo, che io conobbi in Messico grazie a Giuliana Chimè, lui aveva già 100 anni, e sapete che Alvarez Bravo ha fatto l'immagine della Bella Dormiente, che è il manifesto del surrealismo, e quindi poi quando sono andato in giro mi sono sempre contaminato con una scarpa che avevamo trovato in un biglione della spazzatura, e poi l'altra me l'ha data in testa perché ha detto voglio le mie scarpe rosse, no, te le do, no, sull'altra in testa. Alla fine si è acquietata, ne ha avanzata una e quindi abbiamo fatto quell'immagine lì, no? Sembra una barzelletta ma è vero, perché lei voleva le scarpe rosse. Ecco, questa qui chiaramente è un rimando a Man Ray, no? Immagini fatte a Man Ray, a Mary Oppenheim, molto così. Questa mi piace tantissimo, guardate questo colore, no? Ecco, questo è un lavoro che a vederlo mi dà molta emozione perché è un Galimberti che non conoscevo, che non mi apparteneva, invece sono contento di averlo realizzato. Oh, questa è una gabbia che lei ha in testa, lei è infilata in una gabbia, ha le 3 strisciate sulle pellicole di filmate.
pellicole scadute sono difettate. Ad esempio c'è una Torre Eiffel in mostra che è sbiadita, in doppia esposizione, è difettata, ma è bellissima, cioè è pittura, chi se ne frega della perfezione. Ecco, questo è un ritratto, vedete, tutto questo make-up che ha sul collo non è un pizzo, ma è un ricamo che gli ha fatto una mua, una make-up. Io non capivo cos'era la mua, il make-up stylist, non sapevo, sono un brianzolo. Anche quando ho fatto le foto regionali importanti io ho sempre preso proprio pane e salame, fotografo col pane e salame, quindi avere la stylist per me. Questa è un'immagine proprio legata a Marais, c'è un libro di Marais che si chiama Gli oggetti d'affezione, lui ha fatto questo trucco esattamente sullo scatto, e questa mua, giusto dire mua, no? Questa mua ha praticamente dipinto il volto di Arianna con queste pellicole in bianco e nero piene di problemi impossibili che però hanno fascino incredibile. Queste sono le black frame, quelle col bordo nero. E qui così ho schiacciato l'immagine su un normografo, sapete quelli per le lettere, l'ho schiacciato velocemente. Anche questa è senza tempo, no? Potrebbe essere fatta anche 70 anni fa, 80 anni fa. Ecco, questa qui, anche lei con una lente, con un occhio, questo è molto surreale, vedete, le braccia dietro. Ecco, l'unico scontro che abbiamo io e lei è che a me non piacciono i capelli, perché i capelli per me ammazzano il volto, infatti devo sempre litigare per fargli legare i capelli. Quando c'è i capelli legati, a me, io preferisco questa immagine. Ecco, questa qui è un'immagine a Dalì, vedete, era questa copertina di Le Monde con su Dalì, quindi l'ho fotografata, poi dietro c'era questa Gioconda fatta da questo fotografo spagnolo, Girdes, Anthony Girdes, che è appesa in casa mia, vedete la doppia esposizione, immagine che a me piace molto questa. Ecco, questa qui è un esperimento sul movimento, pensate a Marbridge, no? Pensate all'esperimentazione, questo è un po' un omaggio, no? Qui siamo alla mia casa di Milano, ho chiuso le porte per togliere la luce. Queste invece sono fatte con le 669 Polaroid, le 665, quelle in bianco e nero. Ecco, questo è un Impossible con un ferro di cadeau di Marais. Questa è sempre lei sulla poltrona. Questa qui è un po' un omaggio anche a Francesca Woodman, no? A sentirsi nudo della persona, a proteggersi, all'inquietudine. Qui siamo a Lione. Il mouse, la freccetta, Tom. Non ho capito. La freccetta del mouse, Tom. Ah, la freccetta. Ecco, questa qui ad esempio quella dopo, siamo a New York, dopo esposizione, questa casa pazzesca su Central Park. Ecco, questo mi piace tantissimo, perché c'è questo movimento di energia di New York. Arrivi a New York e subito fai queste immagini, perché c'è l'energia, c'è un gioco anche nei riflessi del vetro. La maternità negata, no? Che lei aveva preso un ferro nella pancia sul trame, quindi non ha mai potuto avere figli e ha sempre disegnato queste gravidanze così, quindi questo è un po' un omaggio alla donna violata, a maternità negata. Ecco, questo qui è sempre un tipo a casa di Frida Kahlo con questi fiori meravigliosi. Questo è un ritratto acquariano, ha una grande capacità a chi piace fare il glamour, a chi piace fare i ritratti, deve essere la persona più pazzesca da fotografare perché ha una capacità. Poi anche se le pellicole sono scadute o tipo le Impossible che vengono scure, con lei vengono giuste. Non so, si vede che telefona al chimico e le dice: oh, guarda che stai fotografando a me, cazzo fai, vieni fuori bene, viene fuori sempre bene. Ecco, questa qui è ad esempio fatta per come si chiamano quelle macchinette, le Olga. Questa qui è fatta con la Diana F, col dorso Fuji, è un'immagine che a me piace tantissimo, è fatta sempre in Puglia, questa donna così un po' con la maschera, no? Che può essere chiunque, questo è un po' un sogno, no? Un sogno, la donna così, molto. Questa invece siamo in Francia, in Provenza, una doppia esposizione, un po' un viaggio tridimensionale dentro se stessi. Ecco, questa è la leggerezza. Questa forse devo dire che negli ultimi anni, assieme al ritratto di Johnny Depp, è forse un'immagine che preferisco in assoluto, perché poi gli imbecilli non sono veramente figli
della propria madre, perché lui mi ha detto ma come hai fatto a legarla e non si vedono le corde? Sì, gli ho detto, e la gru? Hai visto che non si vede la gru? Ma secondo te come facevo a legarla? Ma questa qui, lei era semplicemente sdraiata su questa balaustra e ho fatto 2 scatti, no? Doppia esposizione muovendo la macchina, si vede, no? Questa immagine per me è la leggerezza, no? Cioè la sospensione, cioè la voglia di stare sopra le cose, no? Vedete anche la chioma dei capelli che si lascia andare. Questa devo dire che è un'immagine che veramente è dentro di me proprio per l'emozione che mi dà quando la vedo, perché poi sono diventato amico suo, la conosco bene, posso quasi dire di avere un rapporto tra padre e figlia, e devo dire che qui ci vedo poi la persona, i suoi sogni, quindi un'immagine molto volare, no? Stare sopra le cose, volare con la leggerezza, no? Ecco, cercare la leggerezza. Questa qui no, vabbè, questa qui è, se pensiamo a certe sculture leggere di Calder, no? Pensiamo a certe installazioni di Calder, questo è un po' un omaggio con queste foglie tremolanti dove lei è una figura quasi onirica. Ecco, qui invece siamo a New York, quindi le ultime Polaroid 600 manipolabili, quindi la pop art, la voglia di mangiare tutto, però la voglia di giocare del gioco, no? E il taxi scrive che sei a New York, assolutamente. Ecco, questa mi piace tantissimo, questa è un'immagine anche questa molto leggera, no? Questa è una Fuji 100, questa è un'immagine che amo tantissimo, molto bella. Ecco, qui siamo a New York, queste sono un po' delle immagini molto glamour, molto pulite, tipiche proprio di... Io amavo molto Jeff Dunas, vedete questi fotografi degli anni 70, Louis Bourdain, tutta questa scuola di fotografi, anche lo stesso Newton, quindi queste immagini sono un po' un omaggio a loro. Ecco, questa qui è molto surrealista, vedete c'è dei petali di rosa sul piatto, doppia esposizione, questa immagine se la girate è sempre uguale, e questa è un'immagine che io amo tantissimo, quella di prima, la trovo molto surreale. Poi ecco, vedete c'è il nudo ma non c'è mai il nudo, cioè a me il nudo per far vedere la passera non me ne frega niente, cioè non sono io, andate da altra gente, io non sono questo qua. Il nudo per me è interpretazione e rispetto della donna, cioè ecco, oggi proprio sul Corriere ci sono anch'io, mi hanno messo Luciano Moratti su questa violenza sulle donne, questo inserto che hanno fatto sulla violenza sulle donne, ecco, io amo molto la donna perché comunque è una persona comunque in questo mondo va molto protetta, perché purtroppo ci sono veramente gli uomini cattivi. Mia figlia che ha avuto dei problemi molto forti un paio di volte, e in cui uno ho preso le botte io per difendere lei, e quindi queste immagini non cerco sempre la poesia della donna, non cerco mai la carica erotica, ma cerco sempre la poesia del corpo, della leggerezza e la bellezza. A me piace pensare che lei tra 20 anni vedrà queste foto e dirà come ero bella, come ero figa, ma non come ero figa perché ero bella, avevo due belle tette, chi se ne frega, ma come ero bella dentro, come ero io. Grazie per l'attenzione e grazie, davvero grazie. Bene, se non avete domande siamo a posto. Se avete delle domande, e poi vi invito veramente al mio workshop del 7 e dell'8 perché sarà molto interessante, e oltretutto chi partecipa avrà anche una fotografia impossible fatta da me così come souvenir. Poi se avete anche delle immagini d'archivio li potete portare, che li stampiamo con l'Instant Lab, quindi sarà veramente un bel viaggio tra Arianna, che appunto sarà la modella, e poi la fotografia di Maurizio e il pianeta Polaroid Impossible. Quindi vi aspetto. Se avete delle domande, se no niente. Grazie. Che lo rifai sul lago con la 50-60, hai ancora delle... Io ho ancora delle pellicole 50-60 e una trentina di scatti li farò sul lago di Como nel mese di gennaio, quando ci sono le luminarie. Oltretutto in questo progetto stiamo coinvolgendo lo scrittore Andrea Vitali, che sicuramente conoscete, che è lo scrittore del Ribellano,
con del titolo Olive comprese, tutto un sacco di libri straordinari, un pieno chiaro del lago di Como, quindi se qualcuno poi vuole venire anche a vedere basta che me lo chiede volentieri, se qualcuno vuole venire a fare del backstage è invitato. Grazie.